In tel comune dei Cavrin de Verona, in italiano Caprino Veronese, agè le vie dell'acqua. Ie dei giri da fare a piedi, per descovergere le maraviglie che seccata camminando in dei campi, in dei boschi, per le strade e le contrade. Dal parcheggio de Platano si è seccata davanti Villa Palaspina Nichesola. Rento ghè gli uffici dell'Unione Montana del Val d'Ogarda e l'ora la è aperta in frastimana. Nel bel giardin verde c'è un laghetto e acqua che corre. E da una parte un lavandaro in secca. Ma che anche un bel platano grande, difeso dalla Regione Veneto, e pare che abbia presso poco 230 anni. Andando avanti per la strada, sempre andando che io ai frecce che ti insegna per noi andare, si arriva a San Martin, che è la cesetta, la casa dell'abate e la fontanea e lavandaro. Ricciappandosi sulla strada verso nord, seccata a Zanca, casa Bertoldi. Una volta gli era un mulino. A destra un piccolo lavandaro che par abbandonato. Avanti ancora fin alla provinciale per Spiazzi e stasene attenti al traffico, se volta a destra. Seccata drio a strada o un mulino messo a posto tempo fa. Continuando verso Spiazzi, seccata Villa Cariola. Prima però è meglio fermarsi al manco 5 minuti per ammirare sti cantoni dei maraviglie. Dopo la villa è il paese dei Pazzon, con la chiesa, idise romanica. E in fondo alla piazza la fontana de Marmo Rosso Verona. A destra della fontana si ciapa il trodo per la Val del Tasso.
mezzo al verde, drio una stradella, si incontra un altro bel lavandaro. Continuando, dopo una bella vista panoramica, si arriva al Progno, cioè il torrente Tasso. Qua, con una piccola deviazione, si può andare a vedere il Gorgo, una cascata naturale del Progno, cioè il torrente. A Porcino, un'altra bella contrada, ancora un altro bel lavandaro del Marmo Rosso, Verona. Lubiara, altra frazione de Cavrin, un'altra bella fontana in bella mostra, con acqua corrente, e un altro bel lavandaro. Verso la fine del giro, la Villa dei Camini ne fa capire che siamo quasi arrivati al platano dei 100 bersaglieri, pianta che in la seconda guerra mondiale, in le manovre dell'esercito, pare se abbia sconto 100 soldati bersaglieri. Ecco da dove che arriva il nome platano desta frazione del comune de Cavrin. Dal platano in 2 minuti si sei da nuovo al parcheggio.